Quindi come resistere ai colpi che ci porta il potere e al tempo stesso però fare in modo di tutelare, quando è necessario farlo, quando è possibile farlo, la privacy delle persone su internet, facendo informazione o anche altro ovviamente. Well, first of all, thank God for the internet and social media, because politicians have for a long time learned to manipulate the press. Journalists have sacrificed their independence for access. You know, they've been given access, and again, as a result, they've surrendered and became stenographers to power. So, social media, as we've seen now here in Italy, are relentless. You know, sure, social media can be misused also, and it can be used for evil, but the power of social media to provide voice to the voiceless and to challenge the status quo, as we're seeing here with the continuing challenging of Berlusconi, he's still clinging to power, but for how long? And if it were not for social media, it would have been a very different situation. We also saw the power of social media here in Italy during the earthquake. You know, how quickly Twitter came into action. And Bill Stone, the co-founder of Twitter, has described Twitter not just as a triumph of technology, but as a triumph of humanity. Because potentially it can help bring people together, you know, across any kind of diverse backgrounds, to bring about positive social change at a time when we desperately need to organize around positive social change. I mean, that's something that we feel really strongly about. I mean, look at the unemployment rate among young people, especially in the south of Italy. You know, this is not something that can be sustainable during democratic times. And one thing we feel very strongly about, that this is not a right-left issue. It doesn't matter where you are on the political spectrum. You cannot have a thriving economy and a stable democracy without being able to provide jobs, especially for young people. Mi viene subito da dire: meno male che esiste internet e meno male che esistono i social media, perché sappiamo bene che in passato la politica e i politici hanno sempre cercato di manipolare la stampa, e purtroppo i rappresentanti di quest'ultima a volte sono stati costretti a scendere a dei compromessi proprio per poter continuare a fare il loro lavoro, e ahimè alcuni si sono ridotti a diventare dei semplici stenografi del potere. Quindi noi sappiamo invece molto bene che i social media sono inesorabili e incessanti nella loro azione, anche se naturalmente ogni tanto ci possono essere degli usi scorretti di questo medium. Però l'obiettivo dei social media sappiamo è quello di dare una voce a chi non ce l'ha, ma soprattutto di mettere in dubbio lo status quo, e qui mi sembra che lo status quo che vacilla, e qui mi sembra che in Italia ne abbiamo un esempio molto concreto con Berlusconi. Basti anche pensare, come altro esempio, a quello che sono riusciti a fare i social media come Twitter ai tempi del terremoto, no? Il cofondatore dell'Huffington Post, per esempio, ama sempre dire che Twitter non è solamente il trionfo della tecnologia, ma è anche il trionfo dell'umanità, perché è un qualche strumento che ci consente di aggregare il meglio che c'è per riuscire a realizzare e incoraggiare dei cambiamenti sociali per il meglio. So anche che ci sono delle cifre abbastanza impressionanti di disoccupazione, soprattutto giovanile, in Sud Italia, ed è una cosa assolutamente insostenibile per qualsiasi democrazia che voglia dirsi tale. E non è questione di destra o sinistra. Secondo me l'economia e la democrazia devono essere l'obiettivo di entrambi, soprattutto parlando della disoccupazione giovanile.